Gli istituti tecnici stanno acquisendo sempre di più la consapevolezza delle loro potenzialità e bisogna scardinare il retaggio culturale sempre di più che sostiene che nei licei vanno i ragazzi bravi e i tecnici sono scuole di serie B. Non è affatto vero, in quanto ai tecnici si iscrivono anche ragazzi bravi e studiosi, ragazzi che conseguono il loro percorso di studio universitario con un grande successo, ragazzi che si inseriscono anche nel mondo del lavoro. Dirigo il Carlo Gemellaro dal 2 anni. Ho l'onore di dirigere questa scuola storica di Catania. È una scuola che ha 3 indirizzi, l'AFM, il turismo e l'informatica e telecomunicazioni. All'interno del nostro POF triennale abbiamo inserito una serie di attività progettuali che mirano proprio a raggiungere quelle competenze che sono previste nel nostro ordinamento scolastico, e parliamo di competenze linguistiche in quanto la scuola è ente certificatore del Trinity College London e i ragazzi acquisiscono l'attestato inerente a queste certificazioni non solo per la lingua inglese ma anche per il francese e lo spagnolo. Acquisiscono anche l'attestazione della ECDL in quanto i professori preparano i ragazzi a questi corsi per acquisire queste certificazioni. Nell'istituto che rappresento si svolgono molte attività e progetti inerenti alla via della legalità, in quanto le scuole oggi più di prima dobbiamo puntare essenzialmente sul rispetto delle regole, la convivenza civile, il senso della cittadinanza e Costituzione, che è in materia di insegnamento e che è previsto all'interno anche dell'esame di Stato. La scuola Gemellaro ha anche molti laboratori, perché i docenti svolgono attività laboratoriale sia la mattina che il pomeriggio con i propri alunni. Abbiamo laboratori vari di fisica, di chimica, sportivi, di laboratori informatici, quindi con collegamento a internet. Il mio desiderio è stato sempre dall'insediamento in questa scuola di coinvolgere anche le famiglie in alcune attività progettuali. Abbiamo organizzato anche dei corsi genitori digitali, dei corsi anche sulla genitorialità, sportello ascolto aperto anche alle famiglie, quindi una scuola che non è collegata, non è in sinergia con le famiglie, non avrebbe neanche motivo di esistere. E sono orgogliosa di dirigere l'Istituto Carlo Gemellaro di Catania. Ho verificato un personale docente molto qualificato e anche il personale ATA, docenti che sono molti professionisti e che possono un valore aggiunto per la scuola, in quanto possono far acquisire ai ragazzi anche quelle competenze professionali che possono coniugare così la teoria con la pratica. Ho verificato anche che i ragazzi dell'istituto sono dei bravi ragazzi che si impegnano. Abbiamo riscontrato anche in alcuni ragazzi delle grandi potenzialità, riscuotendo anche successo nella partecipazione a gare e concorsi con premi e attestati di merito.